27 persone, 28 società coinvolte, di cui 9 registrate all'estero. Perquisizioni e sequestri per un valore complessivo superiore ai 10 milioni di euro. È l'esito della maxi operazione eseguita dalla Guardia di Finanza veneziana tra le province di Venezia, Padova, Milano, Roma e Bolzano, nell'ambito di un'indagine su un presunto sistema di false fatturazioni legato ai settori della pubblicità e del web marketing. Le indagini condotte dal secondo nucleo operativo metropolitano hanno messo in luce un'organizzazione strutturata con ramificazioni internazionali. Al centro dell'inchiesta 2 società con sede nel veneziano, attive nel settore pubblicitario, che avrebbero orchestrato una sofisticata operazione di evasione fiscale realizzata tramite l'uso di false fatture, emesse da una rete di società cosiddette cartiere sparse sul territorio italiano, ma gestite da un'unica regia operativa per evitare di pagare le imposte. Il volume complessivo delle false fatturazioni ammonterebbe a oltre 64 milioni di euro. Una volta fatturato, il denaro poi veniva trasferito su conti correnti intestati a società create ad hoc in paesi dell'Est Europa, riconducibili all'organizzazione criminale, e una volta all'estero le somme venivano prelevate da un cittadino britannico che riportava i contanti in Italia.